I lavori, quelli per la realizzazione della bretella di adduzione dei reflui dall'impianto di sollevamento del villaggio Peruzzo all'impianto di depurazione di Sant'Anna, sono iniziati e a breve anche quelli per la rete fognaria della zona nord della città di Agrigento. Finalmente ci sono anche decreti di finanziamento. Il dirigente generale del Dipartimento regionale Acque e Rifiuti, Marco Lupo, ha disposto l'accreditamento delle risorse finanziarie al lato idrico di Agrigento. I fondi destinati dalla Regione alla condotta di Sant'Anna ammontano a circa 1,5 milioni di euro, ma l'opera ha un costo superiore ai 2 milioni. Sarà così il gestore privato ed esecutore dei lavori Girgenti Acque a coprire la differenza dell'importo. Il progetto per la realizzazione della rete fognaria nella zona nord della città richiede invece quasi 5 milioni di euro ed in questo caso dalla Regione arriveranno circa 3 milioni e mezzo. Per quanto riguarda la tempistica, Girgenti Acque spiega che si prevede di disattivare il pennello a mare entro il 31 maggio e di completare dunque l'opera di adduzione dei reflui a Sant'Anna entro la metà di aprile. Con lo sblocco dei finanziamenti per la realizzazione del nuovo sistema di depurazione nella fascia costiera di Agrigento dovrebbe chiudersi una volta per tutte una pagina di storia cittadina che ha avvelenato per anni il clima politico e giudiziario. Una pagina aperta esattamente 20 anni fa, nel 94, con la decisione della soprintendenza di bloccare il costruendo depuratore del villaggio Peruzzo, che ha scatenato inchieste e polemiche politiche. Ma soprattutto quel che più conta è che si dovrebbe finalmente chiudere il capitolo legato alla balneabilità del mare di San Leone, tradizionale borgata marina degli agrigentini che negli ultimi anni, proprio a causa dei problemi legati alla salute delle acque, ha subito una profonda crisi.